Le misure cautelari sono state spiccate con urgenza per frenare le estorsioni a danno di commercianti e imprenditori e per scongiurare attentati incendiari o ritorsioni fisiche contro le vittime. Sarebbero stati decapitati i mandamenti mafiosi di Porta Nuova a Palermo e di Bagheria, strappati i lacci di collegamento con i clan di Pagliarelli, Santa Maria di Gesù, Brancaccio, Noce, Bocca di Falco, Tommaso Natale e Misilmeri. E i carabinieri capitanati da Teo Luzzi hanno ammanettato 28 presunti affiliati ed anche un investigatore infedele, presunto informatore dei mafiosi, Matteo Rovetto, 58 anni, fino ad un anno addietro in servizio alla squadra mobile di Palermo, adesso in pensione, e che avrebbe informato i capi clan di imminenti blitz. Calogero Lopresti, 59 anni, inteso Pietro, ed ecco perché l'operazione è stata intitolata Pedro, e poi Tommaso Di Giovanni, 45 anni, sarebbero i capi di Porta Nuova. E Di Giovanni, macellaio alla Zisa, sarebbe subentrato al timone quando Lopresti ha scoperto di essere intercettato. Invece Antonino Zarcone, 40 anni, avrebbe comandato a Bagheria. 15 mesi di indagini coordinate dal procuratore aggiunto Ignazio De Francisci, intercettazioni video e audio e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia hanno svelato una capillare imposizione del pizzo e delle infiltrazioni nelle opere pubbliche. I guadagni illeciti sarebbero stati reinvestiti nel narcotraffico di cocaina, ricamando nel mercato siciliano una rete di spacciatori alle redini della mafia. Alcuni commercianti e imprenditori vittime delle racket in controtendenza hanno collaborato con i magistrati. Estorsioni ed intercettazioni, anche rabbia, perché ancora non si paga. Non hanno fatto niente, capisci? Non hanno fatto niente. Allora purtroppo sono delle cose che si spiegavano gli altri. Io avevano avuto sempre io mi davano avuto scuola. Perché loro che facevano una nota, dove è cosa fa? Le stanno permessi, le licenze essendo permesse ancora hanno messo la mano, perché la licenza non è mai la licenza, a costruire Dalla oppressione criminale non sarebbe stato risparmiato nessuno. La regola del racket sarebbe stata imposta tramite Tanino Lopresti, nipote di Calogero, anche al set cinematografico della fiction Squadra Antimafia Palermo Oggi. La cosca di Porta Nuova avrebbe pilotato il servizio di trasporti e ristorazione per le truppe e gli attori delle telefilm Mediaset. Ed ecco una intercettazione. Una fece che 2 ci anni. Il suo signore andava a staccargli i figli. Alle minchie papà non abbiamo una poi ci papà non c'è niente. Io non so se. Quando si sia altro vuoto, io dico che però la foglia ma uno che perché ci vuole io, anzi c'è se sarà così ci vuole. Uno che va poi c'è tu dici un film, dice, quando chi c'è la soppicia che non esce, se vuole ancora non incassare, capisci? Tommaso Di Giovanni, aiutato da Nicolò Milano, avrebbe gestito la cassa e pagato gli stipendi, 800 euro al mese per i picciotti, tra cui anche Monica Vitale, adesso collaboratrice di giustizia. Poi 400 euro per le donne dei detenuti e ad altri come i familiari del carcerato Tommaso Lopresti anche 2000 euro. Ecco gli arrestati: Calogero Lopresti, Tommaso Di Giovanni, Antonino Zarcone, Nicolò Milano, Vincenzo Coniglio, Giuseppe Di Marco, Antonino Loiacono, Gabriele Buccheri, Maurizio Pecoraro, Daniele Lauria, Agostino Catalano, Rodolfo Allicate, Francesco Paolo Putano, Giuseppe Auteri, Giovanni Giammona, Gaspare Parisi, Ivano Parrino, Francesco Chiarello, Nunzio Latorre, Giovanni Lo Giudice, Domenico Marino, Cristian Mancino, Matteo Rovetto, Salvatore Sampino, Giovanni Mannino, Giustino Giuseppe Rizzo, Fabrizio Toscano e Giovanni Toscano.